Si accendono le luci, si accendono i bambini, ma non ci sono i bambini, mi sa, non li sento. Non li sento, ma ci siete? Non li sento, ma ci siete? Si sente miagolare, saranno gatti. Ma siete bambini o gatti? Dimostratemi che siete bambini, allora. Vediamo, perché un gatto non sa rispondere a questa domanda. Un perotto, cosa fa un perotto? Un perotto fa le pere. Allora siete gatti. Siete gatti mammoni, mi sa. Uno di sì. Vabbè, allora recitatemi una filastrocca a memoria, perché i gatti non la sanno. Sì. Allora, fra poco cominciamo, proviamo, facciamo la prova, applauso. No, così, allora, 1, se no siete gatti che applaudite tutti, 2, 3, ta ta, ta, ta 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 ta, ta, ta. No, non ci siamo. Secondo me siete bradipi. C'è un pubblico di bradipi. Tra pochi, diciamo, minutini, cominciamo lo spettacolo. Cominciamo lo spettacolo di Gioacchino Rossini. Le luci sono accese? Scusate, io pulisco adesso, io pulisco tutto. Sapete come mi chiamo? Sapete? Io pulisco tutto e aspetto un principe che arrivi. Come mi chiamo? Vi aiuto, ho delle sorelle un po' astre. Come? Sì. E di cognome? E di cognome come faccio? Come? Carta? Cenerentola Carta. Ah sì, adesso io pulisco tutto, Scusate che scendo le scale. Adesso le risalgo. Adesso le riscendo. Adesso le risalgo. Adesso le riscendo. E pulisco tutto perché le mie sorelle non puliscono nulla. Sì, e devo pulire sempre io. Pulisco e aspetto un principe. Ma chissà quando arriva un principe. Avete visto un principe arrivare? E allora siete pronti? Siete impanati e fritti? Allora se siete pronti buttiamo la pasta. Scusate, io vado a pulire, perché io pulisco. Ciao. Ciao. Ho detto ciao. E vabbè, ciao. Buonanotte. Buonanotte al secchio. Arrivederci. Scendo le scale. Le risalgo. Allora, lo spettacolo comincia adesso. Quando io vado a pulire. Ciao. Mi raccomando, non avanzate come l'alta marea. Basta, Cenerentola, vattene. Se no non iniziamo. Buonasera, adesso inizierà lo spettacolo Rossini, Barba e Capelli, spettacolo interattivo della compagnia teatrale Il Filo del Discorso.
quindi siete invitati a partecipare educatamente, animatamente, allegramente. Dunque, prima di tutto vi volevo far notare che sono arrivati dei pacchi dall'Italia, perché il signor Rossini adesso non abita più in Italia, abita a Parigi. Vediamo che cosa ci sarà in questi grandi pacchi arrivati dall'Italia. Buon divertimento a tutti. La li la 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 li la la. Quando inizia la niente, pelare con le patate lì, sì, allora, no, sistema lì, no, non mettere troppo sale, non mettere troppo sale, oh, no, sì, lo so, deve bollire l'acqua, va bene, la facciamo bollire, no? Va bene, sì, va bene, sì, mi raccomando, no, gira bene la polenta, altrimenti si attacca per il no. La cipolla a fette più piccole, non così, no. Ecco, guarda gli gnocchi, così. Oh! Senti che profumo! Sì. Come sono contento di vedervi tutti qua! Sono proprio contento! Ho preparato gli gnocchi insieme a Ninetta e Tonino, i miei camerieri. Aspetta, Ninetta, mettilo, sì, là nella credenza. Volete conoscere i camerieri? Li faccio uscire? I camerieri, Ninetta e Tonino, un attimo. Ninetta, vieni che ti vogliono conoscere. Tonino, vieni. Sono nudi. Stanno cucinando nudi perché in cucina c'è caldo. Li faccio uscire lo stesso? Sì. Ma come sì? Sono nudi completamente, li faccio uscire? Nudi? Ma nudi sono, Cioè c'è il maschio che ha una cosina lì in mezzo sono nudi! Vabbè, li faccio uscire, 1, 2, 3. Non escono, si vergognano, ma andatevi a vestire! Ma che bello, questi pacchi! Quando siete arrivati? Ma davvero, è la prima volta che venite a Parigi? Tutti? Oh, bellissimo, sono contento che sono venuti questi pacchi dall'Italia, li aspettavo, questi pacchi dall'Italia. Mi presento. No, che barba blu. Mi presento, te lo sto dicendo. Allora, scusate, stavo cucinando anch'io, mi chiamo Gioacchino, non Giacchino, Gioacchino Rossini. Vai lì a controllare la polenta. Il cagnolino si mangia l'arrosto adesso. Allora, vi presento, sono Gioacchino Rossini. Ecco. E abito qui a Parigi e sono così contento che siate venuti a trovarmi qua a Parigi. Guardate la Torre Eiffel. No, l'hanno spostata, non c'è più. L'hanno spostata. Si vede da lassù, signorina, la Torre Eiffel, l'hanno spostata più in là? La Torre Eiffel. Pas italien. A Paris, parli français? Non pas. Ma che bella sorpresa! Sono contento. Cosa fai? Chi cerchi? Allora, mi chiamo Gioacchino Rossini e sono un musicista, però da qui in avanti mi sono stufato di fare musica. Mi piace cucinare, passare il tempo con gli amici, così, mangiare le patatine, vedi, così. Mi piace cucinare insieme per gli amici, perché io sono più che un musicista adesso un cuoco. Vi svelo una ricetta. Siete pronti? Ripetete con me. Non parlatemi sopra, che sennò si fa troppa confusione. Allora, una ricetta, ripetete con me. Carotine e carciofone.
melanzane e peperone, una mela grattugiata, la pietanza è preparata. Poi vi devo svelare una cosa incredibile, incredibile. Se usate l'aglio in cucina dovete fare attenzione. Ripetete come vi svelo un segreto per l'aglio. Sul tagliere l'aglio taglia, ripetete. Non tagliare la tovaglia. La tovaglia non è aglio. Se la tagli fai uno sbaglio. Va bene? Sul tagliare l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fa uno sbaglio. Ripetete? Dico, ripetete, ve l'ho detto chiaro, sul tagliare l'aglio taglia, non tagliare la tovaglia non è aglio, se la tagli fa uno sbaglio, prego. Vabbè. Sentite, che bello, che bello, che bello, sono contento. Vediamo. Oh! Voglio vedere cosa mi hanno mandato dall'Italia. Apriamo i pacchi? Li apriamo? Chissà, la 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 la, chissà. Oh! Che sorpresa! Che sorpresa che mi hanno mandato dei prodotti tipici dall'Italia! Guardate. Un nuovo! Guarda! Uova fresche, freschissime! Guarda che fresche che sono! Senti, prego! Non lo far cadere, lancia! Oh! Senti che fresco, senti! Vabbè, non le facciamo cadere, perché se quest'uovo, se per caso cade in testa a lei, gli fa frittatona. Oh. Allora, mettiamoli qua. Ninetta, metteteli nella dispensa. Anzi, fateci la frittata direttamente. Oh! Guardate! Senti che profumo! Gli spaghetti alla matriciana, e un pensiero va ai nostri amici di Amatrice e gli mandiamo tanto cuore, tanto amore, e guardate, allora adesso vi diffondo il profumo dello spaghetto alla matriciana, guardate, eccolo qua che così si diffonde. Senti che profumo, mettiamolo in dispensa. Chianti, questo è il vino che viene dalla Toscana. Questo è Barbera, questo vino viene dal Piemonte. E questo è Canno. Da dove viene? L'avete portato voi? Tutti voi insieme avete portato una bottiglia di vino. Grazie, troppo. Sentite, il vino è bello, fa girare la testa. E noi sapete cosa facciamo? Facciamo girare il vino. Mettiamo in cantina anche questo vino. Voilà. Sentite. Guardate che cosa. Vediamo cosa c'è qua, in quest'altro pacco. Lo apro? Non ho sentito. Vediamo. Però questo non ve lo faccio vedere. Questo ve lo faccio vedere dopo, perché voglio sviluppare in voi un po' di curiosità. Perché i bambini oggi devono sviluppare più curiosità. Fate la faccia curiosa. La faccia curiosa fate. Fate una faccia intelligente, Più intelligente, non troppo.
non troppo, non esagerate. E allora, guardate, facciamo così. Allora, visto che ci sono questi oggetti, queste cose che mi hanno mandato, che diventano come diciamo degli oggetti, degli elementi scenografici che possiamo utilizzare per fare lo spettacolo, no? Sei d'accordo? È vero, è d'accordo anche lui. No! Questa è la valigia che avevo al Teatro San Carlo di Napoli, guardate, c'è scritto Rossini. Se c'è nella valigia quello che penso che c'è, possiamo fare uno spettacolo bellissimo. Secondo voi nella valigia c'è quello che penso che c'è? Allora, anche voi pensate che nella valigia ci sia quello che pensiate voi e c'è qua dentro? Siamo d'accordo su tutto e questo è bellissimo. Provo a vedere, vediamo un po'. Ah! Che cosa bella! Aspetta, ho un'ideona. Adesso guardate, io qua faccio così, metto questo elemento qua sopra, va bene? Sì? Entusiasmo, sì! Ecco così, guardate, e costruiamo come una torre, guardate che alta, è un elemento scenografico, non scenografico, e vedete, silenzio. L'apro? È una finestrella da aprire. Sentite? Vediamo cosa c'è. Vediamo cosa c'è. C'è un servizio di porcellana e oro zecchino, che è il servizio, troppo vicini, un pochino più dietro, vai là, vai, occupa quello spazio là, vai tesoro, vai. È il servizio del marchese Fabrizio. Allora, guardate qua cosa c'è in questa valigia. Come la apro vi faccio vedere le cose, voi dovete dimostrare stupore. L'avete portati i punti esclamativi? Fatevi dare dai grandi, i punti esclamativi servono per sancire lo stupore. Guardate cosa c'è qua. Che faccio indosso? Questo è del marchese Fabrizio della Gazza Ladra. Adesso io lo indosserò qui davanti a voi. Mi tolgo lo jabot di Rossini, la Gazza Ladra.
Buongiorno. Buongiorno. L'avete preso il caffè? Non l'avete preso? Ninetta, la cameriera non mi ha fatto il caffè, non mi ha fatto il caffè la cameriera? La cameriera non mi ha fatto il caffè? Vabbè, non importa. Allora me lo prendo io. Scusate, vado in salotto a prendere il caffè. Vado in salotto a prendere il caffè. Il caffè della Peppina non si beve la mattina, ma il caffè della Ninetta va bevuto senza fretta. Che faccio? Giro ancora? Perché sapete una cosa, molte persone mettono 3 cucchiaini di zucchero, poi non girano e tutto il zucchero rimane nel fondo. Che spreco, vero? È uno spreco, vero? Giro ancora? Giro ancora, giro? Basta? Non giro più? Meraviglioso, meraviglioso. Silenzio perché altrimenti non sento l'aroma. Meraviglioso. Meraviglioso. Il caffè è un piacere. Se non è buono che piacere è, lo diceva il mio amico Nino. Avete visto questa tazzina? Questa tazzina fa parte di un servizio che apparteneva prima a mia mamma, prima ancora a sua mamma, prima ancora a sua mamma e prima ancora, indovinate a chi? Bravi, vedete questo cucchiaino? Questo cucchiaino è di argento puro, puro! E dietro ci sono incise le mie iniziali, FV, Fabrizio Vingradito. Leggi signora, vedi che c'è scritto le mie iniziali? Leggi. Vedi, lo vedi che c'è scritto FV Fabrizio Vingradito? Vedi che questo cucchiaino è di argento puro, Questo cucchiaino è di argento puro e apparteneva prima a mia mamma, prima ancora a sua mamma, prima ancora a sua mamma e prima ancora, indovinate a chi? Bravi! Scusate, il caffè è caldo, mi fa uno strano effetto, torno subito, scusate. Mi assento un momento perché il caffè caldo mi fa uno strano effetto, torno subito, scusate. Chi ha rubato il mio cucchiaino di argento puro? Sarà stata sicuramente la cameriera. La cameriera è stata, sì. Adesso vedrai la cameriera, perché la cameriera non è stata attenta, è sparito il mio cucchiaino. Vado subito dalla cameriera, perché queste cameriere che fanno sparire il cucchiaino d'argento puro mi fa venire proprio nervoso, perché non si fa una cosa così, ti fa sparire il cucchiaino d'argento puro. Oh!
quella cameriera, dai, che cosa succede? Chi ha rubato la mia tovaglietta di argento ricamata di argento puro? Chi è stata a rubarlo? La cameriera è stata la cameriera. Chi è stato? Marcello, chi Marcello? L'uccello. Aspetta un momento. Questo uccello di che colore era? Era nero? Non era per caso marrone? Non era per caso azzurro? Non era rosso? Non era rosa? Non era turchese? Verde? Allora mi dite che non era né marrone, né azzurro, né verde, né rosa né rosso, vero? Era nero? Nero? Era nero! Per caso era anche di un altro colore? Nero e bianco? Allora ho capito! Non era la cameriera, la ragazza ladra. Non era la ragazza ladra, era la gatta ladra. Era la gatta ladra? Non era la cameriera, era la ragazza ladra. La gatta ladra. Queste gazze ladre che sempre volano qua e fanno queste cose a me mi fanno arrabbiare. Perché adesso sono di nuovo Rossini. Ho interpretato il marchese Fabrizio, perché dovete sapere che il marchese aveva accusato la cameriera e stava finendo in prigione, poi alla fine si accorgono che è la ragazza ladra e quindi la storia continua così. Ci sono altri costumi, che faccio? Li metto? Li metto o li ometto? Li metto? E allora creiamo un'altra ambientazione e andiamo in Algeria, l'italiana ad Algeri, e vediamo chi è il personaggio che arriva adesso. Guardate che sontuosità! Un Mustafa che ha bisogno delle guardie del corpo. Eccolo qua perché ho paura, vieni, due guardie del corpo, guardatemi il corpo, venite a guardarmi il corpo. Un applauso alle guardie del corpo. Guardatemi il corpo, grazie, guardami il corpo. Uniamoli bene. Solenne, troppo solenne? È abbastanza solenne? Anche tu solenne, eh? Più solenni che mai. Guardate che solennità. Solenne. Se qualcuno cerca di farmi del male, poi mazzate in capo. Adesso io, aspettatevi qua, solenni. Sono solenni? Spostatevi da qua, spostate.
Sono stufo come una patata. Sto cercando una fidanzata. La voglio bella e che si chiami Isabella Mortadella. Chi di voi è Isabella Mortadella? Alzi la mano. Fai sentire. Tu sei Isabella Prosciuttina. Fai sentire. Tu sei Isabella Salamina. Fai sentire. Tu sei Isabella Mozzarella. Fai sentire. Tu sei Isabello Prosciuttino. Io che sono il Mustafa, sono il capo e il gran sultan. Sultan! 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 Chiederò adesso consiglio al mio nuovo Kaimakan. Allora, io voglio sapere se qui fra di voi c'è il Kaimakan. Allora, aspettate. Il Kaimakan ha un'espressione incredibile. Fate la faccia da Kaimakan. Fate la faccia da Kaimakan. Il Kaimakan ride ma non ride. Ecco. Bene. Il Kaimakan pensa ma non pensa. Bene. Il Kaimakan scherza ma non scherza. Sì. Il Kaimakan parla ma non dice. Sì. Sì, vediamo un po'. Tenete l'espressione da Kaimakan, Vieni un po' qua la luce. Vieni qua un po'. Sì, tu, vieni qua. Vieni qua. Vieni. Vediamo un po'. Mettiti qua. Vediamo se lui è il nostro Kaimakan, Sei pronto? Fai la faccia da Kaimakan. Fai la faccia. Bravo. Allora, il Kaimakan pensa ma non pensa. Fai vedere. Bravo, bene. Il Kaimakan dice ma non dice. Fai. Bravo. Il Kaimakan ride ma non ride. Bravo! Il Kaimakan salta ma sta fermo. Bravo! Quindi adesso, visto che ho trovato il Kaimakan, guardate che espressione, tipica proprio da Kaimakan. Visto che ho trovato il Kaimakan, adesso io ti investo. Ti investo subito, spostati che se no... Spostati qua, Giovanni. Adesso ti investo, Fermo. Sei pronto per essere investito? Adesso lo investo, Questo momento è solenne, è solennissimo, e quindi adesso io chiedo consiglio a questo Kaimakan. Io voglio fare una bella guerra, voglio proprio sterminare tutti i Kaimakan. Io con questa spada voglio uccidere tutti, fare una bella guerra. Quindi Kaimakan, tu che sei saggio, mi consigli di fare la guerra? Sì
o no? Mi consigli di fare la guerra sì o no? No! Un Kaimakan pacifista! Un applauso! Allora, te lo ripeto ancora, mi consigli di fare la guerra sì o no? E il pubblico mi consiglia di fare la guerra sì o no? No! Guardate il Kaimakan che cosa mi riserva? Guardate, sventola una bandiera bianca perché non ci siano più guerre e poi per rinfrescarvi le idee disteso lungo così. Un sunto dell'italiana ad Algeri, un sunto dell'italiana ad Algeri con il Mustafa con la sua testa da pallone gonfiato e adesso andiamo avanti con le ci sono altri vestiti, me li metto? Li indosso? Li indosso? Un applauso per le guardie reali, solenni. Bravissimi, no? Bravissimi. Adesso, guarda cosa c'è qua! Un alto mantello. Ho capito questo di chi è. Questo è del Magnifico. Avete visto prima quella signorina che puliva in alto? Cenerentola, sì, questo non è altro che il papà di Cenerentola, perché io ho scritto un'opera che si intitola Cenerentola. Eccoci qua, Cenerentola. Scusate, ma mi è venuto un po' di sonno. Mi ritiro nelle stanze. Spero che le mie figlie mi lascino riposare. Ho due figlie che si chiamano Clorinda e Tisbe, che sempre bisticciano e non mi fanno riposare. Però adesso ne approfitto. Scusate un attimo, con permesso. Sono io la prediletta. Ma che dici? Sono io. Otta, smettila, sono io. Forse tu sei una gallina. Insolente, vanitosa. Cilettuosa, presuntuosa. E poi quello è il mio. No, è mio. Sono bella io. Basta. Scegli a me. No. Basta. Sono io la prediletta. Smettetela. Tu sei una gallina. Figlie isteriche, viziate, insolenti e capricciose, un magnifico mio sonno mi veniste a disturbare, col ciciccio su di botto mi veniste a risvegliare. Nel mio sogno la campana suona festa in fretta, perché un principe si sposa la mia figlia prediletta. Sono io la prediletta? Ma che dici? Sono io! Oca, smettila, sono io! Smettetela! Oh, ma io sono più bella! No, sono io! No, smettetela! Alla fine il sogno si avvera, ma anziché Clorinda sono io, o Tisbe sono io. Cenerentola è prescelta, le sorelle assai invidiose dalla rabbia son corrose. Uffa!
sono io la più bella, no, sono io, no, sono io. È vero che sono bella? Sei tu il mio fidanzato? Uffa! No, io sono bella. Uffa! È vero che sono bella, dimmelo tu. Uffa! Smettila, tu sei brutta! No, io sono più bella! No, io! Basta, smettetela! Oh! Cenerentola è regina, ma di animo è assai buona, che anziché trattarle male le sorelle, cos'era la battuta? L'ho scritta io la battuta, però non me la ricordo. Aspetta, ve la ripeto. Alla fine il sogno si avvera, ma c'è che con l'orientismo ma di animo assai buona, che sorride e li perdona. Uffa! Sono io la più bella, sono io! Uffa! Ascoltate, basta, siete i miei gioielli, guarda come sono belle, è vero che sono belle? Ma cosa? Va bene, adesso ritiratevi, va bene, ho capito, sono brutte, per un padre sentirsi dire così non è bello. Dite che, ecco, sono belle, vero? Sono piacenti, per un padre. E va bene, basta, allora tornatevene a letto e basta, e non bisticciate più, basta, tornatevene a dormire e non bisticciate più. E questo era il magnifico Cenerentola. E adesso facciamo una cosa. Ci sono altri vestiti. Che faccio? Li metto? Li indosso? Però voglio cambiare gli elementi scenografici. Guardate. Allora, questo adesso facciamo così. Va bene? Siete d'accordo tutti? Perché se no non muovo foglia, Siete d'accordo tutti che faccio così? Siete d'accordo? E siete d'accordo che faccio anche così? Come no? E siete d'accordo che vi faccio vedere quello che c'è qua dentro? Una cassetta degli attrezzi, vediamo che cosa ne possiamo fare. Allora, vediamo lo sbilanciamento che c'è qua, ecco qua, vediamo un po', però mi vado a mascherare. E ci spostiamo, andiamo in Spagna, in un paese che si chiama Siviglia, e quindi questo non è altro che il barbiere di Siviglia,
Larghi. Allora facciamo immediatamente più con la lozione, un po' di più di lozione. Tira così. Sì. Di vento. Spostatevi di lì che se no non vedo. Fagli un taglio un pochino più. Bene, sì. Perfetto, si tirano su il taglio. Aspetta, te lo dico io, perché? Aspetta, un attimo. C'è lo stesso trattamento di video, benissimo, sì, tirami su. Aspetta, tiralo su ancora, tiralo. Sì, a lei intanto vedo quella che sì, questo video, aspetta. Adesso prego, sì. È pronta, tira su il fai il sì, vabbè, sì, no, metti dopo l'occhiale, ecco così che ti sta bene. Prego, la signora. Prego, sì, facciamo quel trattamento a lei. Sì, ecco qua, eccoci qua, sì. Voilà! Figaro, foto ricordo, tutti insieme per foto ricordo. Facciamo la sfilata, seguitemi per sfilata. Al pubblico seguite anche voi che ormai tanto ci avete messo la faccia e anche i piedi. Grazie ai nostri baffuti che possono tornare a posto con i baffi e gli altri come per incanto ritornano belli come quando sono arrivati. Eccolo qua, tu puoi tenere il baffo. Voilà! E un applauso! Tornate a posto, sedatevi. Ah, abbiamo lui, aspetta, vieni. Il più bello di tutti. E facciamo
Ci spostiamo, adesso vi prego di lasciare libero il corridoio, vi prego di lasciare libero il corridoio, sedatevi, sedatevi, sedatevi. E ci spostiamo da Siviglia, andiamo da un'altra parte. Stiamo per finire lo spettacolo, però andiamo via da Siviglia e ci spostiamo in Svizzera. Ci spostiamo in Svizzera e guardate. Allora, in Svizzera c'è un paesino governato da un re molto tiranno, monellissimo. Da un re tiranno. Adesso io divento Guglielmo Tell. Guglielmo Tell vive in questo paesino dove esiste questo re tiranno che tratta male il suo popolo. Allora Guglielmo gli propone una sfida e invita i suoi arcieri preferiti, i suoi arcieri, per sfidare questo re. Abbiamo l'arciere dalla piuma verde, ecco l'arciere dalla piuma verde, poi abbiamo l'arciere dalla piuma rossa. Vieni tesoro, vieni. Chi dice io? Chi si chiama io? No, chi si chiama io? Si chiama io? No, perché se no è sempre io. Vediamo l'arciere dalla piuma rossa, l'arciere dalla piuma rossa, l'arciere dalla piuma rossa. Vieni. L'arciere, così accontentiamo gli altri. Voi tanto solo per dire io. No, Ale, aspetta, ti ho chiamato. L'arciere dalla piuma blu, questo è il mio perché sono l'arciere dalla piuma bianca. No, chi è già venuto naturalmente non viene perché aspetta, abbiamo due femminucce e un maschietto, ecco gli arcieri, loro sono gli arcieri. Allora la sfida è questa: loro dalla distanza laggiù di 50 metri colpiranno un bersaglio che io terrò in mano, con il rischio di essere colpito. Voi direte ebbene sì, rischio di essere colpito. Adesso prendo la balestra, guardate la balestra, questa balestra lancia dei dardi invisibili che vanno a segno. Io adesso invito il maestro della balestra, i maestri della balestra, Alessandro e venite insieme sì, i maestri della balestra, voi due andatela in fondo, che sono i maestri della balestra. Più dietro, così, tieni tu e la passi, guarda, si carica così e poi vi do i dardi avvelenati, a dardi invisibili. Voi andate solenni là, verso il maestro della balestra, così. Adesso fai una prova, senza dardo, benissimo, hai visto come è scattato? Andate là anche voi. Maestro, tu devi caricare le balestre ai maestri della balestra. Allora, adesso anche più dietro, anche più in fondo, anche più dietro potete andare. Maestri, giratevi verso qua, balestrieri. Allora, mettetevi di qua, così. Mettetevi di qua. Allora, più in là, più a un lato. Ma sono veri? Non si muovono. Allora, vai tu, comincia tu, il maestro, l'arciere dalla piuma verde. Aspetta a caricare, non prendere me. Allora, no, tira lui il balestriere dalla piuma gialla. Aspetta, è al mio via,
Aspetta, non prendere me, ci stiamo giocando la libertà. Da lì saranno almeno 50 metri. 50 metri, tu devi colpire il bersaglio al mio 3. Se colpisce il bersaglio, voi potete esultare, altrimenti, insomma, no, perché vuol dire che perdiamo la sfida con il re. Sei pronto, palestriere? Al mio 3, Prendi la mira bene. Prendi la mira bene. 1, 2, 3. Vada adesso la balestriera dalla piuma rossa. Esultate un po' di più perché la libertà oggigiorno. Aspetta, non prendermi, Maestro della balestra, c'è il dardo invisibile? C'è il dardo? Allora, sei pronta? Al mio 3, Voi esultate, 1, 2, più basso, che se no va su. 2 e 3. Ci siamo quasi, Siete pronti? Sei pronta? È carica col dardo invisibile, maestro della balestra? Ale, è carica? Perfetto. Prendi la mira bene. Guardate, la sfida è ancora più in movimento, guarda. Al mio 3, In movimento, In movimento, Al mio 3. 1, 2, 3. L'ultimo bersaglio e poi ci libereremo per sempre da questo re tiranno. Sei pronto? Sei pronto? Siete pronti tutti? Per l'esultanza finale? Prendi bene la mira. Sei teso? Sei teso? Sei teso? Sei teso? Ah sì, sei teso? È teso. Aspetta, spostati che te lo prendi. 1, 2, 3. No, no! Sedatevi da una parte. Vieni, maestro della balestra. Non ci sono stati bravissimi. Un applauso ancora a questi arcieri. Vieni, maestro. Il re, sapete una cosa? Spostatevi da qui adesso. Il re non è pago. Il re non è pago. Non è pago. Il re non è pago, non è soddisfatto. Vuole qualcosa di più. E allora, a questo punto, se il re vuole qualcosa di più, lo sfido io. Voi direte, dai! E proviamo, lo sfido io! Ti convinti, dai! Lo sfido io! Grazie! Lo sfido io? No, state più larghi qua, che adesso state più larghi, sedatevi voi, sedatevi lì sul posto. Una palestra gigante. Lo sfido io. Sì, ebbene sì, lo sfiderò io. Guardate questa palestra qua. E poi la sfida consiste in questo. Vedete questa banana?
È una mela, lo so, siete intelligenti, lo so, è una mela. Siamo tutti d'accordo che è una mela? Allora questa mela io la metto qua su, guardate qua su, e da 50 metri, spostatevi da lì, da 50 metri io colpirò questa mela che starà sulla testa di Willy, mio figlio. Voi dite, Willy, stai tranquillo, mi sono esercitato. Io vorrei un po' di tensione, fate un po' di tensione. Adesso, con questo filo omologato che misura 50 metri, prenderò la misura. Silenzio per favore, perché è un momento delicato. Se non riesco a colpire la mela, potete capire quello che succede, oltre a non essere più liberi, anche mio figlio rischia. Willy, non preoccuparti, andate più indietro, no, vai più indietro, dai. Ma cosa uccidilo? Sto cercando di salvare tutti. Silenzio. Questa freccia attraverserà la mela. Se colpisco la mela siamo liberi dai tiranni, dagli usurpatori, da tutti, perché siamo uniti in un unico intento, un unico scopo. Carico la balestra. Shh. Willy, stai tranquillo, sei coraggioso, tutti quanti poi dovranno ringraziarti. Il filo è per misurare. No, non me la sento. Ce la posso fare? Mi incoraggiate? Va bene, silenzio perché mi devo concentrare. Silenzio che mi concentro. Se riesco a colpire la mela esultiamo proprio tantissimo. No, non me la sento. Ce la faccio? Allora un bel urlo di incitamento e poi silenzio perché i popolari voglio sentire, i morti! Saranno 50 metri, Willy, tranquillo. Vai! Si faccia! La mela spaccata in due, questo significa la libertà. Una mela al giorno toglie il tiranno di torno. Grazie, siamo liberi. È la mela più buona della ringrazio tutti che siete venuti per le 3 serate. Elena, Alessandro, Laura, il Comune di Alghero, la Fondazione Meta che ci ha invitato, tutti quanti che siete venuti, i bambini meravigliosi. Spero di avervi fatto passare qualche momento carino. Lo spettacolo gode di pochissimi finanziamenti. Se volete riempire questa valigia poi
con qualche offerta vi sono grato e vi auguro che la vita sia brillante e frizzante come lo champagne. Eccolo qua.